Su esoppe il palco e in malora noi problemi li lasciamo fuori. E chi che ne vuol ben e chi che ne vuol mal, noi che cantemo evviva il nostro festival. Pronto, risponde. Con chi parlo? Finalmente. Oh, finalmente, con chi parlo? Maria, Giunti! Sì, sono ma scusa perché prima non ti rispondevi? Ma c'è un fuori di testa, adesso mi telefoni finché sono sul lavoro. Pensa se era qualcuno in casa. Ma se ti meriti tutti che però non si fuori città. E poi scusa, non te la faccio più. Poco fa, mentre telefonavo, mi sentivo soffigar. Scusa, non immaginavo che sarà così. Vabbè, adesso lasciami andare, così ha perso troppo tempo. Ah, ti faccio perdere tempo, grazie. Mi sono qua in ansia, in pena, mi dispero. Cosa stai fa? Mi dispero per te, e ti mi tratti così. Ma adesso davanti non sto a dirmi che ti sono, cosa che ti fa, perché non mi interessa niente. Ma cara, cerca di capire se è possibile che continueremo mai a rubare in santa pace. Esagerato, adesso ti ricominci, ti fa il martire, che ne c'è tanta gente che ruba, rapina. Anche mo normale, pur non fate queste scene come che ti faccio te. Zitta! Cosa era? Ma sul pendolo, grazie a Dio. Che bel suono, proprio volessi un pendolo antico. Ma pesava tanto. Oh, sarà che pesa, ma scusa, non ti che te lo porto a casa. No, figurati, ti che ti pensi farmi un pensiero, ti che ti pensi farmi un regaletto, quando mai? Ti c'è proprio incosciente, ecco cosa che ti sono. Se me lo gioco a dire dove metto la gente e quel che trovo. Dentro il pendolo? Perché non ti medisi di c'era anche un frigorifero, che ne sia uno dei 200 litri? E no, c'è la cosa, per carità, non c'è a casa tua. E poi non ho mai detto che vuoi un frigorifero, mi basteria una robetta qualsiasi, sul pensiero che conta. Ma cara, come fai se mi sa cosa che ti piace a te? Cesar, per questo poteria proprio mi venire a sceglierlo. Sì, non manca altro. Proprio volare a vedere come si è fatta una casa signorile vera e far morire di invidia le mie amiche. Te farà morir me, no le tue amiche, sono qua per rubarti, capisci o no? Ormai, ciao, ti saluto. Almeno un bacino. Va bene. Ti vuol bene? Sì, ti voglio bene. Tanto? Tanto, ma adesso metti zo. Primati. Ma sì. Ricordati il regaletto? Sì. C'è la luce verde in salotto. Oh mio Dio, ho paura dai che frequentiamo, via. Sta calma, sarà stata colpa mia, la cavolo la saverta. Chi mai volesse? E se fossi tornata da tua moglie? Ma no, mia moglie, cosa ti dici? Perché la devi esternare? Non c'è nessuno, visto? Mi sento colpevole. Chissà cosa penserà di me. Scommetto che ho fatto male a concedermi a te. Scommetto che tua moglie ti ha resistito più di quanto ho fatto a me. Ma cosa c'entra mia moglie? È sempre stata piena di complessi e pregiudizi. La mega sposata solo per vestirsi in bianco. Sì, ma intanto ti raga sposata. Voleria vedere se ti faria stesso con me. Ma tesoro, ti assicuro che se non fossi più le deve c'è stampa di mia moglie. E se tu Marino che vestiti il contrario? Ecco, ti ha rovinato tutto. Perché ti mega ricordare che ho un marito? Adesso come farò? Con rimorso, un senso di colpa. Scusi, ma non volevo. Ma forse se parliamo d'altro, del più e del meno, e se potessi stare un fiato. E potessimo andare da là. Da dove? In camera mia. Sì, proviamo. Andare in camera? No, parlare del più e del meno. Parliamo di ti, di quando ti eri piccio. Vabbè, però se non ti dispiace mi ricordo dei 5 anni in avanti, prima non mi ricordo niente. 5 anni, che peccato, a me mi piace più piccoli, più innocenti, manco maliziosi, mai, mancanza di me io... Ecco, mi ricordo che a 5 anni... Oh no, basta, sono ore che ti mi giochi in giro, prima mia moglie, dopo tuo marito, povero uomo, sa anche lui che deve sopportare tutta sta roba. No, lui gazzedo subito. Come le cazzo da subito? Sicuro, in quel caso sono stata a invitarlo a casa mia e mi ha toccato a me farlo cedere. Se perdiamo anche il piacere della conquista in amore, cosa ne resta? Purtroppo mio marito è sempre stato un uomo di una leggerezza vergognosa, per questo lo disprezzo. Ma con te sento che sei diverso, ti insisti tanto, insisti. Insiste moltissimo, andiamo da là. Chi sei? Tua moglie! Ma no, mia moglie, perché devi telefonare? A chi? A Mino di sicuro. Ella la pensa, che sono di mia mamma. Ti prego, fallo smettere! Ecco, fatto. Oddio, cosa ti ha fatto? Adesso dovrò capire che ti sono in casa.
che stupido, ti ragioni, per pensare che nascondo qualcosa. Ma grazie, perché non ti dici anche che ti faccio schifo? Ma no, cara, non perdiamo la testa. Del resto, perché dovrei proprio mi risposto al telefono? Poi se sta qualcuno altro che passa per caso. Sicuro. Appunto. Un ladro, magari. Sì, magari. Se pensassero a questo genere, diciamo subito la polizia. Oddio, hai non sentito che noi ragazzi ha fatto? Oddio, in arresterà. Oddio, la polizia! Aspetta, cerca di ragionare. Andiamo via! Dai, andiamo! Vabbè, ma tu almeno c'ho la pelliccia. Ah, sì, giusto, la pelliccia. Cosa era? Ma niente, cara, il pendolo, la sono lunga. Scusi, ma sono così nervosa. Di no, aspetta, adesso no. Pronto? Pronto? È già un'ora che ti telefono, si può sapere perché prima non ti ha risposto? Ma scusa, con chi parlo? Ma dai, bravo, adesso ti riconosci neanche la voce di tua moglie. Tua moglie! Ma scalzongo, senti la voce di una donna chisa, come la chiama? Sto tranquilla, come sentiste? Ma l'avevo sentita mio, inutile che ti provi a fare il furbo, ma scalzante, l'ho scoperto finalmente. Adesso capisci perché non ti volevi che vengo con te in quella casa? Ma ti dovrà tornare a casa tua e allora... Guardi che lei che sbaglia il numero, la sto parlando, con casa Dozzi. Sì, lo so, a casa Dozzi devi stare qua a interno a te. Adesso smetti di camuffare la voce che tanto neanche non ti riesci. E non voleva essere disturbato sul lavoro, eh? Ma chi lavora? Bel lavoro spassarsela con le donne, traitore, falso bugiardo. È proprio vero che chi è bugiardo è ladro. Cioè, che chi è ladro è bugiardo. Ma come la se permetti? Ladro, falso, bugiardo. Ma con chi la crede parlare? E con mio marito, e chi altro? Guardi, se sono marito, un falso ladro, sono affari suoi. Ma io non sono suo marito, mio marito e mia moglie che per fortuna non c'è qua. Se no? Come primo, mio marito è un falso ladro, ma un vero ladro. Complimenti, signora. E come secondo, se lei non è mio marito, cosa si fa in quella casa? Ma signora cara, questa è casa mia. E beh, ma lei sta in casa sua con una donna che non è sua moglie, soli, a sta ora, dopo aver fatto credere in giro che non gli era in città. I nega scoperto! Ma vedi che anche lei è un falso traditore, proprio come mio marito. Ed è nuovo suo marito, piuttosto non può dire chi è io che non sono in città. E beh, mio marito, lui mi dice sempre dove va. Beh, erano 10 giorni che mi faceva il figlio. Come, scusa? Beh, dai, aspettavo il momento giusto. E che intenzioni dov'è sua Maria Salerno? Ma non ti ho ancora capito, tua moglie ti ha fatto pedinare. Ah, adesso capisco, così suo marito fa questi bei servizi. Beh, è il suo mestiere. Beh, mestiere veramente, se mi pare giusto fare tutto perché una moglie del suo marito. Ma cosa stai dicendo? Basta, non può dire che non sa niente, mia moglie fa uno scherzo del genere. Se è proprio vero che in questo mondo la fiducia non esiste più. E mi stupido che mi illudevo. Mia moglie non è capace di certe robe, la donna è l'antica, ingenua. Ma sono mille ingenua. Sì, buon, dai, vabbè, ma adesso dove è mio marito? E cosa mi sono sa lei? Ma mi so che neanche un'ora fa era proprio in casa sua. Qua, in questa casa? Sicuro. Tua moglie che cade alle chiave, sicuro. Sicuro che adesso scommetto che adesso sta Villa Ponente. A Villa Ponente? Cosa c'è da farla? Ah, ma come? Non che capito? Comunque Villa Ponente, via del Marconi 4, telefono 33727, c'è ancora mia moglie, per poco. Che vergogna, che scandalo, se penso a tutti i sacrifici che ho fatto per tenere mio marito all'oscuro di tutto, per non fargli male. E per me non c'è peggio, che avevo deciso di andare via del mio lavoro in comune, ma adesso sicuro mi fa sindaco. E cosa potremmo fare? Non ne resta altro, così era lo scoperto. E adesso, dopo tutto, cosa abbiamo fatto? Parlavamo del più e del meno, anzi, di quando eravamo fioi. Sì, ti stavo infatti dicendo di quanto mi piace i fiori. Infatti, ma forse meglio non dirlo. Che rabbia, mi spararia! Forse questa è la soluzione. Cosa? Ma ti son matta! Non ne resta che aspettare che mia moglie rivede Villa Ponente, fra un'ora o due. Ma perché non approfittare del tempo? Almeno li condannerà per qualcosa. E non essere volgare, ma non ti vedi che sono disperata? Esagerata, disperata, ma se posso, per cosa ti vuol dire me? Ti vuol che mi sparo? Va bene, mi sparo. Così finalmente ti sarà contenta. No, fermi te, tesoro. Se no ti salisse una pallottola e non ti devi rassicurare. Su. Adesso posso? Sì, muovite. Non ti valora mica essere ancora vivo, cosa la tornata da tua moglie? Che strano sto orologio, perché è il contrario. Strano, veramente, non era mai successo. Forse è un segno. Oh, grazie, mia cara pendolona, ti prego salva la vita. È il destino. Buonasera. Che destin volgare! Non è un bicchiere di vino. Ma se posso sapere, chi sei lei? Cosa fa in casa mia? Risponda o... E non essere volgare anche a te. Costa dargli un bicchiere d'acqua intanto. Un bicchiere di vino. Allora devono proprio farmi perdere la pazienza. Chi è se? Chi è se? Va bene, quella donna che ha telefonato prima, se mia moglie, mi sono marito. Ah, lei è il marito, bravo. Sì, siamo sposati in Cesa. Ah, mi fa piacere. Sai che avrò la fortuna del seppellino, solo consacrato.
Come seppellì? No, lei non può farmi questo. Signora, lei è testimone che mi sono disarmato. È omicidio premeditato. La save lunga sulla legge, voi. Sicura la legge c'è sempre della vostra. Chiamiamo la polizia piuttosto. Furbo lui, chiamiamo la polizia. Noi siamo speciali e ti c'è il premio. Mi mettiamo il premio. E da chi? Da mia moglie. Ma Lise, matto, non so neanche chi sia sua moglie. Che ipocrita, non lo conosce. Spari che diretto per fare prezzo. Un momento. Da che ore stavo qua dentro? Dalle 11:47. Se sto dentro di quella ora, non ho potuto telefonarti. Forse se ci sbrighiamo potremo ancora salvarsi. Ma cosa salvarsi? Colui che andrà a spifferare tutto. No, mi non spiffero, non sono buon parola, no, Visto? Del resto, se lo ammazziamo, seria una prova troppo evidente. Potessimo ferirlo gravemente. A cosa si sveglia? A cosa servirebbe? Dico anche a me. So mia, cosa serviria? Se ti devi beccare con determinato nervo, l'epistrofeo, che passa proprio qua dentro e perderia completamente la memoria. Sono sicura? Sicurissima. In ogni caso che ci appari anche la paralisi e per noi altri darsi bello stesso. Ma non che sarebbe una maniera un po' meno dolorosa. Dai signora, la si fa, viene un'altra idea, sei così brava e Sì, forse che saria. Imbriagarlo! Nessun credere alla testimonianza di un imbriago. Bravo, ho sempre detto che c'è una donna formidabile. Ah, si vedeva subito che la donna era intelligente. Ma cosa bevi? Se per voi va bene mi bevessi un bicchiere di vino bianco, rosso mi fa acidità. No, niente ringa, se metti massa a tempo, meglio con whisky o gin, 3 bei bicchieri e si è fatta. Ma veramente mi whisky non mi va tanto, sa del petrolio. Ma questo non sa del petrolio, sei vero scozzese. Scozzese. Poi qualcosa di cornamuso. Cino. Ottimo! Speciale! È sicuro che c'è buono 80 euro di bottiglia? Ma mi dia ancora un goccio. Piano, te lo buttito così? Non cosa bevere? Ma non sta a far così, che a lui di imbriagarsi, no ti. Sì, con me di imbriagarmi, ma se volevo potete anche voi. Ah, sì che contaria sta roba a mia moglie. Ah, mia moglie. Me l'aveva messo in un bel pasticcio voi, ho sentito che lei era arrabbiata prima. Pasticcio? Pasticcio di che? Sì, insomma, farmi imbriagare per cosa solo voi. Ah, il furbo, hai voluto un testimone. Dico hai ragione, è meglio sbararghe diretto e non pensarghe più. Semeno! No. Ehi, non fanno scherzi! Se vuoi che devo finire a fare scherzi. Prima resto là in quel catafalco a ciapparmi le pendolate. Dopo mi fai imbriagare e mi fai far baruffa con mia moglie. La finiva no! Sono io qua per rubarmi, Per rubare? Che sti ridi? Sì, sono un ladro mi. Ma è vero ladro, Un ladro, adesso salta fuori che sei un ladro. Ma dove c'è la mascherina nera, il pigiama a righe e le pantofole di feltro? Sì, dove? Pigiama a righe, pantofole de feltro. Ma mia che sono io fuori da una vignetta. Ma che se volesse avere voi due dei ladri lassù. Mi dispiace per lei, ma c'è che scamassa, ma se mi pure con un altro mestiere perché questo non attacca. Ma ti mi dici? Il telefono, sarà sicuramente mia moglie, lasciami parlare. Cara, ti ho detto che col suo lavoro non ti mi devi telefonare anche se la casa va in fuoco, voglio che ti stai tranquilla. Ma non c'è il telefono, c'è il campanello del portone. Ah, ecco perché non me la sa parlare. Chi sei? E chi ti vuol che sì? Sono me, Anna! Oh cielo, stavolta c'è proprio sua moglie! Ah, ti sentito, ma come mai? Non ti aspettavo. Ti domando me come mai, mica telefona una pazza, comprendomi dei insulti! Una pazza se mia moglie, se mia Ma costi moglie. specie a Ma te verserme! verto subito, tesoro. Che voleva anche questo, adesso cosa che contemo? A farmi, me la scampo dalla finestra. Ah no, troppo facile. Se per colpa tua e di tua moglie che sei sto pasticcio, ti tocca a te tirarle fuori. Mia! E come faccio? aspetta un momento. Se noi due facciamo passare per Maria e moglie, saremo a cavallo. Ma come? Sposata con lui, con un uomo che neanche conosco. Ma non ti preoccupare, l'amore venirà dopo. E poi, è sempre una cosa, per la moglie domani falso che per l'amante domani vero. E adesso mi raccomando, non facciamo scherzi, se no. E il veni, se fazzi guardare. Ma non capeva niente di meglio di mettersi. E sa che quando il marito è in disordine la colpa è sempre della moglie. So, ma io una roba del genere non la immaginavo. Comunque con bella abito a riga a casa, vado a ciapparlo, No. Cosa c'è sta storia? Chi sei in casa con te? Adesso ti spiegherò tutto. Che se sta un equivoco? Che equivoco, piuttosto non ti dovevi essere detto a mare, cosa ti fai in casa? Che volevo spiegarti? Il mio amico, dottor Sauro. Sauri, suo marito che ha sposato, Ma sì, quando ero ancora vice sindaco. E le ha detto che l'amore venirà dopo. Volevo domandarle pardon per l'invasione, a sta ora poi davvero sconveniente. Non importa, piuttosto c'è lei che mi ha telefonato. Sì, c'è lei. Ma la poverina era così sconvolta. Sì, non so perché. Mi ero convinta che lei aveva una relazione proprio con mio marito, ma adesso che la guardo mi domando come mai ho potuto pensare una roba del genere. Perché
che fa tanto schifo forse? La dico pure che sono mostruosa che la gente. Ma no, signora, è che lei ha un aspetto talmente distinto che, conoscendo i gusti piuttosto volgari del mio marito... Miei gusti volgari. Mi dispiace che lei la si senti piuttosto volgare, mia cara, visto che suo marito l'ha sposata. Ma non per questo la da considerarmi talmente in basso da mettermi con un uomo come il suo presente consorte. Pian. Prima gusti volgari, poi in basso qui consorte. La firmo o no? Beh, adesso non esagerare, non sei un granché, se è vero, ma Polanca piace. Bravo, bel esemplare di marito che sposato. Invece di sentirsi offeso perché si è dubitato dell'onestà della propria moglie, insisti perché trovi bene il mio presunto amante, ma sei pazzesco. Ma no, signora, suo marito non voleva dire questo, ma voleva dire che una donna, quando si è innamorata, la pensa che il proprio marito possa piacere, anche se dei gusti volgari. Bel modo di ragionare, veramente, come per dire che siccome mio marito mi piace a me, deve per forza piacere anche a lei. Per esempio, ma perché non la selezioni come amante? Ma no, ma che idea. E lei non dice niente? Ma anche a me preferirebbe essere la signora come amante, sempre che a suo marito va di ben, d'altronde se sta lui che mi ha sposato. Spiritoso davvero. Descapisce perché sua moglie ha tanta paura delle altre donne. Gli uomini spiritosi sono più pericolosi, soprattutto se ha gusti volgari. Sì, pericolosissimi, lei non la immagina quanto. Beh, adesso non esageriamo. Tutti uomini, chi più, chi meno, sono pericolosi. Non sei certo il tuo caso, tesoro. Oh, ma va, devi fare proprio sposini freschi, vero, caro? Sì, proprio beh. È un poco tardi, saremo a salutarsi, no? No, essere uscite, prego, restai qui quanto che volete. Anzi, perché non beviamo qualcosa? E il whisky di prima. Ma no, veramente, ecco, è tardi, mio marito, ecco, viviamo lontano, ecco, devi svegliarsi presto domani mattina, vero, caro? Sì. Allora perché non resti qua da noi altri addirittura a dormire? Che abbiamo giusto una camera libera su via, caro ti che anche te. Ma sì, perché non resto... Ma cosa mi fai dire? Forse lo ripreferissi. Noi preferiamo tantissimo. Ecco, non sa che piacere che mi fa. Ma ecco, veramente, mio marito, senza pigiama non arriva a dormire. Se sei per questo, che problemi c'è? Ti vedrai uno dei tuoi, caro, se è vero, che è nuovo. Le Winx. Sì. Dai, su, ne vieni che mostra la camera, che la rubo giusto un attimo. Era proprio bisogno di far tanto spiritoso, Don Giovanni da strapazzo che non c'è altro. Ma non penserei veramente a dormire con la mia... col mio pigiama, ma se lo levi dalla testa. E chi che lo ha messo in testa? A chi che ha avuto la bella idea di farmi passare per il marito della sua amica? Poi fa il nervoso, un povero disgraziato in qua per guadagnarsi il panno, solo non vi lascia c'è una svearota, ti dici una svearota, ma che tocca a tenere man delle balordate del paron di casa. Mi dispiace, ma non funziona così. Adesso mi farà la bella il favore di telefonare a mia moglie. Anzi, prima chiamiamo la sua di moglie che spifferemo tutta la situazione. E c'è cosa? Poi chiamerò anche il questore. Sempre meglio l'interrogatorio del questore che quello di mia moglie. Ma senti, lo si sente offeso. Sì. E siamo venuti qua per rubare. Sì. E rimettiamo subito. Come? Andiamo. Rubare in sta maniera non me va tanto. Passa proprio insisto. Ma no, dai, su, non guadagniamo veramente approfittare della sua bontà, della sua gentilezza. Ho detto di rubare. Non permetterò che nel giro di casa mia si sfrutta i ladri, che non si ruba bene. Ma mi non l'ho mai detto. Ma sei il tipo che potesse dirlo, Demo, ce l'ho Ma veramente? Così, no, dai. No, si fatti scrupoli avanti. No, per carità, signor Tolcopi, vedrai il trio tutto quanto, Tolcopi. Magliaccio, ti! Non c'è entrata. Ti era il portamberto? Ah, mi sono fatto 3 piani. Perdonami, è tutto colpa mia, va bene, lo so, va bene, l'avevo capito troppo tardi, ma dai, adesso torni a tutto quanto, se mi ha ucciso niente. No, anche se te darà qualche mese, dai, in sto periodo ci sta neanche tanto male, che dà perfino i cagumeri meloni, dai, fatene stare. I cagumeri! Che voleva anche la moglie. Adesso cosa contiamo l'altra moglie con la mia perché lega 2 mogli. Che 2 mogli? Mi non c'entro niente, sta lui che me la dà in moglie. Per paura che sua moglie venga a sapere che non era mia moglie, ma una moglie. Ah, brutto spergiore, assassino di stupida che credeva fosse al tempo sua moglie. Dimentichi che gara per moglie che non neanche sua moglie, mi dite il capo. Ma non si fa niente! Resti in silenzio. Se la senti le altre 2 mogli siamo spacciati. Quindi resti in silenzio, non mi stai a fare spiegare perché. Oddio, l'arriva. Adesso cosa contiamo? Nessuno. Cara mogliettina, signor Sabri, la sto aspettando. Anche il pigiama, che finché aspettavo mio marito. Scusa, caro, chi sei la signora? Ma chi? Dove? Posso? Piacere, sarei una moglie, Maria Sauri.
Come? Un'altra moglie? Sì, infatti la signora Ma stai saliva... a posto, sono la moglie. La moglie. La prima moglie del signor Sauro. Sauri. Ri. Sauri. Ro. Ri. Sei Sauro. stranieri? No, non siamo, ecco. Allora, come ha più mogli? E come? Beh, come? Beh, come? Ah, ma ho capito! Il tuo amico lavora nel cinema? Brava, sì, è un produttore cinematografico. Produttore? E che genere di film fa? Ma... scusi un attimo. Sì? No. Ma questa è la mia argenteria, ma cosa stai facendo? Rubai. No! Mi sta mostrando una nuova scena di un film, che c'è la scena di un furto. Oh, che interessante. Allora lei si è specializzato. Da pari in fio. E sua moglie? Ah, Mia no, moglie. no, mia marito a volte me la lascio sempre a casa. No, intendevo come è questa storia, come adesso il gatto, 2 mogli. E infatti, vuole divorziare da... Divorziati non mi dici niente, bravo. Ma io non so niente, come mi volessi divorziare? La cara signora, si vuole divorziare. Grazie. Se è meglio non saperle. E poi come femo anche con l'altra sua signora? Forse è meglio non fargli sapere che lei la c'è qua. E dopo, anche mettendovi d'accordo, e lei tolse da una piazza in mezzo. Ma non ti preoccupare, cara, risolveremo tutto. Risolvere, non sta a pensare che ti la passerà lì, è così facile. Sì, No, no. sì, andiamo nella. Forse la seconda, la moglie del tuo marito. Ah, povere donne. Dio, che disordine. Quanti che ha bevuto. Sono solo. Mio Dio, Antonio, ma questi fazzi qua, va via subito, mio marito è in casa. Ma se posso sapere cosa è successo? Il telefono ti sei fatto capire. Cos'è sta storia che mia moglie ti ha telefonato? Ma niente, c'è stato tutto un equivoco, grazie a Dio. Gucciapà ha telefonato ad una donna che mi insultava per via del suo marito. E Titi ha pensato che è mia moglie? Proprio così, non conosco tua moglie e tantomeno la sua voce, ho avuto paura. Ma adesso va via, te prego, ci vediamo domani. Ah, devo andare via. Eh no, ma con chi ti credi che avrai a che fare? La telefonata, l'equivoco. Tu mai che torni a casa con dovessi essere su mare. Ma qua ti non ti me la conti giusta. Tutto organizzato per trovarsi qua con un altro uomo, che ti sicuro non sei tu mai. Ma cosa ti parli, ma ti son matto? Se ciao, sti bicchieri, dove sei? Chi sei? Come si chiama? Buonasera. No. Volevo solo giocare qua, questo sacco, niente di che. Ah, eccolo qua. E con anche il sacco. Ma scusi, me lo ha dato la signora, passavo lì la pozza pure, mica se bisogna soffocarmi. Ma solo che te l'ho dato lei, per questo che adesso me la pagare tutti e due. Antonio, te prego, calmiti, ti stai sbagliando. E il signore è un amico del mio marito. È qua come nostro ospite con le sue mogli. No, cara, non sono mica stupida, mica. Non me la conta giusta lei. Ma come, cara mia? Moderi i termini, la prego. Se le sue mogli, ma quante che ne ha? Oh, la prego, signor Sauri, non mi dici niente. No, mi non dico niente. La ringrazio, mi scusi per il disagio. Equivoco, più equivoco in meno, tanto è già serata. Ma adesso va via, presto, dove ti ha messo le ciave? L'ho messo qua in tasca, ma fatico anche un buso. Ma l'aiuto, sono bravo a trovare le robe. Guardi qua. Ma signor, le giacche dei cinesi non se le sono più, dai, signor. No, le giacche, la foto, va su. Eccoli che arriva. E adesso cosa famo? La vedi conmigo, che sono stati per un fiate ore. Guarda, non si sta neanche tanto male. L'avverto che proprio sono al tocco, attenti al botto. Con calma si risolve tutto, a fianco. Allora, visto che Lori, può spiegarmi? Adesso andiamo a casa, te lo spiegherà a te cosa sta succedendo. Ma perché ti vuoi andare a casa? Se sta così ben qua. Guarda, mi vado anche il pigiama. Eppure, anche volendo, non so proprio come si può andare via di qua. Manca le chiavi. Ma perché non dovesse essere un grande problema? C'è il tuo mestiere, no? Sì, buon male. Quante ciave? Come mai? È un produttore, te l'ho detto, è un produttore che ha 5-6 uffici, 2-3 ville, grazie al produttore Zé. Ma te avevo detto che faceva il botto! Ma questo è mio marito. Ciao caro. Ti costi fazzi qua? Come? Conosci la moglie del signor Sauri? Moglie di chi? Non sono scherzi, Giulia è mia moglie. Ma, Giaciaro, che sta un equivoco? Sì, chiarissimo. Sì. Definitivamente un equivoco. Se fosse chiaro che lo capiamo anche un po' te. Dunque non c'è bisogno di spiegarvelo, perché io equivoci non si spiega. Sì, No, appunto, ecco. Dove sei? C'è appena! Presto, correre, temo! Proprio che l'altri! Presto! Eccoli! No, basta. Allora, se cominciate voi, se vi mettete a fare le trappole, la finestra aperta, il maloppo pronto, poi a un certo punto tracchete tutto quanto fuma, dai, non ve ne sono attaccati, no! Cammina qua.
La lasci spiegarmi. Che esiste un equivoco. Un che? Un equivoco! Ieri ho appena ascoltato qua, ci sono telefonate, cosa si può fare?